prima giornata dell'autonomia, 7 anni dal referendum del 22 ottobre 2017, Zaia sugli attacchi dell'opposizione e le resistenze interne alla maggioranza, percorso avviato, la riforma è come una schiacciasassi che ridurrà in polvere le polemiche. A Venezia un'autocelebrazione che sfida il buonsenso, l'attacco del segretario regionale del Partito Democratico Martella, la smettano con propagande e bugie. Ritrovato a Jesolo alla foce del Piave il corpo di Gianfranco Zamonelli, il 78enne, scivolato nel fiume il 9 ottobre a Fossalta di Piave. Aggredisce un 18enne per strappargli la collanina d'oro minacciandolo di morte. Paura in stazione a Montebelluna, 21enne tunisino bloccato dai carabinieri. Con il ricavato del bottino si era comprato un cellulare. Nell'aprile scorso la maxi rissa tra bengalesi che aveva visto coinvolto una cinquantina di persone in centro a Mestre. Il questore di Venezia fa scattare 7 daspo. Terreni vicentini inzuppati dall'acqua viste le recenti piogge che hanno messo l'agricoltura a capo. Si fatica a raccogliere perché i macchinari non riescono a solcare il terreno e le radici delle colture sono compromesse. Gemellaggio Orléans-Treviso. In questi giorni nel capoluogo della Marca una classe di studenti delle medie francesi che quest'anno hanno portato l'esperimento di vivere l'esperienza senza cellulari al seguito. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione del Veneto. Dunque l'avete sentito questi titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera e che riguarda lo scontro tra il governo e i magistrati sulla questione dei migranti in Albania. E quindi lo vedete, migranti in Albania, chi ha ragione? Se volete rispondere la Meloni, dunque il governo in verde, 0422 16 2691. Se invece volete rispondere i magistrati in rosso, lo vedete, 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Nel 7° anniversario del referendum, la Regione ha celebrato a Venezia la prima giornata dell'autonomia. Quello che si è aperto a Roma è, secondo il presidente Zaia, un processo di riforme che andrà sicuramente in porto, migliorando la vita dei cittadini. Esattamente 7 anni fa il referendum consultivo per l'autonomia del Veneto raccolse il 98% di consensi con un'affluenza alle urne del 57%. Quest'estate, il 22 ottobre, è stato dichiarato dalla Regione Giornata dell'Autonomia, una ricorrenza celebrata per la prima volta alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, mentre a Roma da qualche settimana è iniziata la trattativa Stato-Regioni. Dopo 7 anni possiamo dire che abbiamo una legge, questo governo ci ha dotato di una legge per andare a trattare per l'autonomia, quindi un grande passaggio è stato fatto. È stata introdotta la definizione obbligatoria dei livelli essenziali delle prestazioni, che è condizione sine qua non per fare l'autonomia. A Venezia, oltre allo Stato Maggiore della Liga Veneta, ci sono esponenti del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e accademico regionale per approfondire un progetto enormemente complesso che mira a ridisegnare l'architettura dello Stato italiano, ma sul quale già pende la spada di Damocle di un referendum abrogativo. Il Partito Democratico ha dimenticato quelle che sono le proprie radici, ha dimenticato anche le parole che evidentemente erano al vento sparse nel corso degli anni e oggi fa una battaglia politica contro l'autonomia dicendo che spacca l'Italia. Noi sappiamo benissimo che l'Italia è spaccata oggi proprio perché non è stata data responsabilità ai territori. Le resistenze vengono però anche dalla maggioranza. Il 29 settembre il leader di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani ha definito impossibile e senza margini di mediazione la concessione di autonomia nel commercio estero, nella cooperazione internazionale e nei rapporti con l'Unione Europea. Meno di 2 settimane dopo il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci di Fratelli d'Italia ha dichiarato di non intendere trasferire le funzioni di propria competenza alle regioni perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale. Il governo ha portato l'autonomia come parte dell'agenda di questo esecutivo, tutte e 3 le forze l'hanno votata, ovviamente era una nostra proposta, io sono stato il relatore del disegno di legge sull'autonomia, ma è andato tutto liscio. Ora c'è la fase attuativa e quindi è una partita che gioca la Regione direttamente con il Consiglio dei Ministri, con il governo. Queste sono grandi riforme che nel momento in cui partono sono come la schiacciasassi, non si mette in moto piano, ma alla fine macina tutto e viene fuori sabbia. E qui siamo nella direzione di un progetto partito bene, rispettoso delle regole, delle leggi e quindi avrà sicuramente, vedrà la luce.
Il Partito Democratico Veneto non è contro l'autonomia, è contro la riforma Calderoli che finirà col peggiorare la vita a cittadini ed imprese. Il segretario regionale Andrea Martella boccia la prima giornata dell'autonomia organizzata a Venezia dalla regione, molto critica anche la CGIL del Veneto. Questa pseudofesta è l'ennesima cortina fumogena per distrarre l'opinione pubblica dall'affanno della sua azione di governo e dal fatto che lo stesso Zaia sa che questa autonomia non la vogliono nemmeno i suoi alleati. È durissimo il commento del segretario regionale del PD Veneto Andrea Martella alla prima giornata dell'autonomia organizzata a Venezia dalla regione. Una riforma che non piace al Partito Democratico perché rischia di rendere il paese ingestibile e di complicare la vita a cittadini e imprese. Come ho già avuto modo di dire in tante occasioni, noi siamo per l'autonomia, ma per un'autonomia davvero ai servizio dei cittadini e dei territori, non per questa autonomia di Calderoli che rischia di aumentare le diseguaglianze e soprattutto di rendere più difficile la vita ai cittadini e alle imprese del Veneto, perché rischia di creare più debito pubblico, perché rischia di aumentare la burocrazia e rischia di aumentare tutti gli adempimenti a cui già molte nostre imprese sono costrette. Il dibattito non è contro o a favore dell'autonomia. La vera questione, secondo il Partito Democratico, è su come una riforma importante come questa dovrebbe essere fatta. Io non penso che sia una riforma seria, perché non garantisce nel nostro Paese un equilibrio e penso anche che non sia seria perché è basata su un patto tra le forze politiche del centrodestra destinato a non tenere. In realtà in pochi vogliono che l'autonomia si realizzi veramente, anche perché le risorse non ce ne sono, e il premierato, tanto caro alla Meloni, come si è visto, è stato già messo un po' in soffitta. La CGIL del Veneto ha declinato l'invito a partecipare alla giornata organizzata alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Pensiamo che questo sia un provvedimento sbagliato, che aumenterà le disuguaglianze anche all'interno del nostro territorio. Non servono proclami o celebrazioni, ma servono azioni concrete per migliorare la sanità, l'istruzione, il lavoro anche nella nostra regione. E le lavoratrici e i lavoratori ci chiedono misure concrete e quindi per questo noi abbiamo detto no a questa giornata e di discutere di temi veri e non di fughe in avanti. Siamo alla cronaca. Ritrovato a Jesolo, alla foce del Piave, il corpo di Gianfranco Zamuner, il 78enne scivolato nel fiume il 9 ottobre a Fossalta di Piave. Le 6 del mattino, il tratto di fiume che scorre dietro la trattoria ai pescatori di Via Oriente a Cortellazzo. Dall'acqua affiora un corpo e malgrado il buio, Michele, un pescatore del posto, lo scorge, lo raggiunge, lo assicura a una corda e lo aggancia a una briccola perché la corrente non lo porti al mare, in cui il Piave sfocia poche centinaia di metri più avanti. Si sono concluse così le ricerche di Gianfranco Zamuner, il 78enne scivolato nel fiume lo scorso 9 ottobre a Fossalta di Piave mentre manovrava il ponte di barche gestito dall'azienda di famiglia. Sono venuto a aprire le porte e ha visto la barca di Michele là, no? E l'ho salutato, lui è venuto qua e mi ha detto sto discorso che l'aveva trovato e basta. Era scosso in qualche modo? Michele sì, poverino, era un po' bianco in faccia perché... Addosso il giubbotto arancione catarifrangente usato quel giorno, gli stivali ai piedi. Al momento pensavo che fosse stato un manichino anche, ha detto, che non sia un manichino e dopo invece... Il pescatore ha allertato Guardia Costiera, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Sono stati questi ultimi a trainare il corpo a riva per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento e quindi della famiglia che da 13 giorni attendeva, ormai senza più speranze, che venisse ritrovata almeno la salma di Zamuner, residente con la moglie a Musile, padre di 3 figli, da sempre legato al suo paese di nascita, Fossalta. C'era un'alta probabilità che il ritrovamento a distanza di quasi 2 settimane avvenisse in questa zona. Dopo il dolore della perdita, almeno la consolazione di riavere il corpo del proprio caro per l'ultimo saluto e la sepoltura. Per il dispiacere per la famiglia guardavamo sempre fuori, speravamo che succedesse qualcosa e insomma è successo. Cercare qualcuno che non si trova, una cosa dico io è piangere su un corpo che hai trovato, una cosa su un corpo che non sai dov'è, insomma penso che sia molto duro per la famiglia, sì.
E dunque avete sentito 2 settimane di ricerche con il ritrovamento del corpo nel Piave per la famiglia di Gianfranco Zamuner e la comunità di Fossalta. Si conclude un'attesa dolorosa ed estenuante. In questo momento diciamo che si chiude un cerchio e probabilmente mette una fine ad un'agonia che si è protratta fin troppo. Siamo veramente molto vicini alla famiglia in questo momento, come lo siamo stati in queste 2 settimane. Una logorante attesa definisce la sindaca di Fossalta di Piave, Alessandra Sartoretto, le 2 settimane da quel drammatico 9 ottobre. Non solo la famiglia, ma anche gli amici, i conoscenti, un'intera comunità hanno sperato che il Piave restituisse almeno il corpo di Gianfranco Zamuner, caduto nel fiume mentre manovrava il ponte di barche per ancorarlo alla riva a causa del livello dell'acqua cresciuto per le abbondanti piogge. La ricostruzione è complessa, chiaramente ci sarà il tentativo quantomeno di ricostruzione di come è andata. Quella mattina però possiamo dire che non era una situazione particolarmente critica, perché sappiamo che il ponte è stato tolto più volte negli anni. Spesso è capitato di toglierlo in situazioni atmosferiche abbastanza pesanti, quindi con vento, con pioggia battente. Quella mattina non pioveva e non c'era vento, quindi era una situazione abbastanza tranquilla. Il ritrovamento di un cadavere a Cortellazzo, la certezza che si trattasse di Zamuner è arrivata in municipio dalla voce di uno dei figli che ha telefonato a Sartoretto, una famiglia nota e stimata a Fossalta, quella del 78enne. Conosciuta per tante cose, a parte per il ponte, per gli eventi che ricordano la tragedia del Vajont di Longarone, in cui il cugino del signor Gianfranco, il signor Walter, è stato anche avuto un ruolo quasi da protagonista nel recuperare la Madonna di Longarone proprio nelle acque del Piave, e ironia della sorte proprio il 9 di ottobre come la tragedia che si è consumata quest'anno. Spenta quasi da subito ogni speranza, non rimane ora che dare a Gianfranco Zamuner l'ultimo saluto. La famiglia ha chiesto di dare sepoltura al signor Gianfranco qui in paese da noi, proprio per il legame che loro hanno sempre avuto con Fossalta, e noi ne siamo ben lieti e onorati di questa cosa. Aggredisce un 18enne per strappargli la collanina d'oro minacciandolo di morte, e paura in stazione a Montebelluna, 21enne tunisino bloccato dai carabinieri con il ricavato del bottino. Si era comprato un cellulare. Avvicinato un 18enne di Trevignano, poi con un'azione fulminea gli ha strappato la collanina. Si gridi ti accoltello, la minaccia per portare a termine la rapina. Poi il malvivente, un 21enne tunisino domiciliato ad Asolo, è corso al compraoro consegnandogli il monile per un corrispettivo di circa 800 euro. Tutto per andare a comprarsi un cellulare nuovo. È accaduto alla stazione ferroviaria di Montebelluna. Il giovane stava attendendo il treno quando gli si è avvicinato il tunisino chiedendo un'informazione. Voleva sapere l'orario di un treno, ma quando la vittima ha iniziato a cercare sul telefono per poter aiutare il 21enne, quest'ultimo gli ha strappato dal collo la collanina d'oro. Poi lo ha minacciato di accoltellarlo. Sotto shock il giovane ha subito chiesto aiuto. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Grazie all'intervento rapido di militari dell'Arma, il 21enne, con pregiudizi di polizia, è stato bloccato e denunciato per rapina impropria. In tasca il cellulare appena acquistato. Subito sono stati ricostruiti i movimenti del giovane malvivente. I carabinieri sono risaliti all'esercizio dove era stata ceduta la collanina in oro. Recuperata, è stata riconsegnata al 18enne. Il cellulare acquistato dal 21enne tunisino è stato invece sequestrato come corpo del reato. Continueremo a vigilare costantemente il territorio, ha spiegato il sindaco di Montebelluna ad Alberto Bordin. Un doveroso ringraziamento agli amici della compagnia dei carabinieri di Montebelluna che ha assicurato alla giustizia questo delinquente pregiudicato. Noi continueremo con le nostre operazioni congiunte con la polizia locale e i carabinieri, e con un rapporto che è pressoché quotidiano di scambio di informazioni, proprio per evitare che queste cose possano verificarsi ancora. Andiamo a Venezia. Il questore di Venezia ha firmato 7 DASPO dopo una rissa che lo scorso aprile aveva viste e coinvolte una cinquantina di persone in centro a Mestre.
Lo scorso 4 aprile in centro a Mestre, nella zona di via Poerio, era scoppiata una rissa che aveva coinvolto una cinquantina di persone. Oggi, a distanza di 6 mesi e mezzo, il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha firmato 7 provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che sarebbero coinvolti a vario titolo in quell'episodio di violenza. Gli agenti delle volanti della questura, che erano intervenuti sul posto, avevano sentito subito le dichiarazioni dei testimoni, mentre molti residenti avevano girato dei video dalle finestre. Quindi l'indagine della squadra mobile ha consentito di identificare alcuni dei responsabili, tutti domiciliati a Venezia, e di risalire al movente dell'episodio. I 7, colpiti dal Daspo, hanno il divieto di avvicinarsi ai locali pubblici compresi all'interno del quadrilatero di via Piave per 3 anni. Il mancato rispetto del divieto può essere punito con una condanna da 1 a 3 anni di carcere e con una multa da 10.000 fino a 24.000 euro. La Protezione Civile regionale dichiara lo stato di allarme per criticità idraulica rossa nel bacino del Po, Fissero Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige, riferita al transito del colmo di piena lungo le sezioni venete del fiume Po, con livelli molto sostenuti e prossimi o di poco superiori al terzo livello di riferimento. Per il resto della zona di allerta la criticità idraulica è verde. Dichiarato inoltre lo stato di attenzione per criticità idraulica gialla nel bacino del Basso Brenta e Bacchiglione, riferita al sistema Fratta Gorzone, dove i livelli sono in lenta diminuzione. E terreni vicentini inzuppati dall'acqua viste le recenti piogge che hanno messo l'agricoltura a KO. Si fa fatica a raccogliere perché i macchinari non riescono a solcare il terreno e le radici delle colture da raccogliere sono compromesse. Danni del maltempo, terreni del Vicentino inzuppati per le piogge abbondanti dei giorni scorsi che hanno sommerso intere colture. A risentirne in modo particolare la soia, che non era ancora stata raccolta, per la quale si stimano danni intorno al 40%, ma è anche la verdura di stagione a subire un duro contraccolpo per le ondate di maltempo che si sono susseguite nel mese di ottobre. In modo particolare la soia, che non era ancora stata raccolta, ma mi viene da pensare anche a tutte le colture orticole che veramente hanno avuto un danno notevolissimo sull'ordine del 70-80%. Abbiamo grosse difficoltà perché il terreno è inzuppato, non si riesce ad entrare con i mezzi, ma soprattutto la soia che è stata sommersa dall'acqua comincia a germogliare. I bacelli più verso terra, quelli più bassi, cioè quelli più produttivi, cominciano a germogliare. Ecco, per darci la dimensione del danno, ci mostri pure che cosa sta succedendo. Come potete vedere qua la soia che è stata intaccata dall'acqua e queste macchie sono sintomo di un prossimo germoglio. Maltempo che non ha dato tregua, sottolinea Coldiretti Vicenza, agli agricoltori che devono fare i conti sempre più spesso con l'alternarsi di periodi in cui l'acqua manca, spesso quando è più necessaria, ad altri in cui l'abbondanza di precipitazioni impedisce lo svolgimento di qualsiasi operazione in campo. Cambiamenti climatici repentini per cui risulta difficile trovare il sistema per adeguarsi. Siamo passati da quest'estate con un'estate torrida dove le culture hanno sofferto, in modo particolare quelle arboree, a un autunno che non ci permette di seminare tutte le culture invernali, orzo, frumento e quant'altro, ma che ci ha dato anche grosse difficoltà nella raccolta e ha spostato tutti i tempi in avanti rispetto alla stagionalità. A noi i cambiamenti climatici, come li definiscono adesso, ci mettono veramente in grossissima difficoltà perché noi lavoriamo all'aperto, perché anche le piante, le culture hanno bisogno di un certo tipo di clima. Lo stiamo perdendo però in maniera velocissima e non riusciamo ad adeguarci. In questi giorni a Treviso è presente la classe di una scuola media di Orléans. È da anni la versione scolastica dello storico gemellaggio tra le due città, datato 1959, per scambiarsi esperienze non solo amministrative. I francesi quest'anno hanno portato l'esperimento di vivere la gita senza cellulari a seguito.
Il contatto umano è la cosa essenziale. Loro sono venuti senza il telefono, quindi appunto per la comunicazione non virtuale ma reale. A Treviso da Orléans senza cellulari al seguito. È questa la singolare esperienza che questi ragazzi francesi portano ai compagni trevigiani e i risultati, sottolineano gli insegnanti, si sono visti subito. Rimanere con la famiglia, vivere le cose del corrispondente, vivere la vita di famiglia. Ragazzi e ragazze che vivono il gemellaggio tra le comunità con le famiglie che li ospitano, prima i francesi a Treviso e poi i trevigiani a Orléans. Il senso di un gemellaggio è sicuramente lo scambio e la ricchezza umana, prima di tutto perché i ragazzi conoscono, imparano a vivere all'età di 12 anni con un'altra famiglia. È uno scambio culturale perché è uno scambio di culture, quindi di tradizioni, di cibi, e poi sicuramente uno scambio linguistico perché c'è lo scambio della lingua. I ragazzi comunque attraverso questi incontri o comunque anche il momento del viaggio riescono ad apprendere al di fuori anche dell'aula dei valori che sono generali, umani. Anche per i giovani studenti francesi l'esperienza è unica. Per me Treviso è una città che è giumellata con Orléans e anche con la nostra scuola Saint-Charles. E il giumellaggio e facciamo nuovi amici e anche siamo accogliati nella famiglia. Il gemellaggio è un'occasione per fare nuovi amici e improvare l'italiano. Per i trevigiani questo gemellaggio pensato 65 anni fa è un'esperienza importante anche per sentirsi sempre più europei. Oltre alla lingua anche delle culture che non sono delle nostre, vedere una città e trovare nuovi amici. Ti senti più europea gemellata con Orléans? Sì, assolutamente, perché con questo gemellaggio mi sento anche di conoscere di più anche altre città. E per chi pensa che dopo tutti questi anni forse bastava la virtualità del web, questi giovani certamente digitali rispondono. È molto meglio andare fisicamente perché attraverso un computer non si sa se quel posto è vero o no, quindi è meglio andare a visitare con gli occhi e dire sì, questo è vero. Il futuro è nelle loro mani e queste esperienze contribuiscono a creare dei cittadini dell'Europa e del mondo migliori. Adesso la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.